Il 97% delle persone positive in Veneto non ha sintomi. Si registra comunque un incremento di ricoveri sia in area non critica che in terapia intensiva. Negli ospedali del Veneto al momento, sottolinea il presidente Luca Zaia, non c'è emergenza sanitaria. Ma la regione si sta attrezzando con il nuovo piano di salute pubblica, spingendo sull'impiego dei test di autodiagnosi, ma rifugge ogni allarmismo all'oggi. Emergenza sanitaria in ospedale al momento non ce n'è. Si comincia a sentire un po' di pressione perché abbiamo 362 ricoverati, 41 posti di terapia intensiva. Stiamo accompagnando, stiamo monitorando, stiamo aggiornando il piano di sanità pubblica e ospedaliero che avremo entro 4-5 giorni e poi ve lo presenterò. Dopodiché ogni giorno ha una sua evoluzione. Ai cittadini faccio un appello: utilizzate al di là dei DPCM, ordinanze, mi sì, mi no, il virus esiste, non esiste, i marziani, e Zaia, e quello tutto viene in mente, utilizzate le mascherine. La mascherina è fondamentale. Guardate, io non vorrei, la mia grande preoccupazione, ve lo dico, non vorrei che i cittadini, perché un po' lo si respirano, cioè diventasse un po' giro con l'uso, libretto uso e manutenzione della mascherina. No, lasciate perdere tutto quello che c'è scritto. La mascherina va utilizzata ove possibile, cercando di utilizzarla dappertutto. C'è inutile che stiamo a calcolare, no, ma siamo a manco di 1 metro, più di 1 metro. Usate la mascherina, utilizzate la mascherina. L'1,8% degli 11.000 medici che abbiamo in Veneto si sono infettati così poco, l'1,8 vuol dire praticamente poco o nulla, perché usavano la mascherina, ma loro lavoravano in ospedale, quindi utilizzate la mascherina. La mascherina è una protezione fondamentale. Guardate, se tutti usassero la mascherina allo stremo, cioè nel senso di utilizzarla il più possibile, avremmo sicuramente un abbattimento della diffusione del virus. Questo è poco ma sicuro. Nel nuovo DPCM Zaia e gli altri governatori avrebbero voluto trovare delle disposizioni che prevedano un ristoro economico a quelle attività che per il bene della salute pubblica sono costrette a ridurre l'orario di apertura. Il Presidente ha lanciato anche l'ipotesi di decidere per la didattica a distanza per le ultime classi delle superiori per alleggerire gli assembramenti sui mezzi pubblici in orario scolastico. Infine, Zaia invita i medici di base a partecipare alla campagna di testing eseguendo i tamponi rapidi nei loro ambulatori. Solo 445 su 3.700 hanno aderito, solo il 15%. La categoria esprime perplessità nel poter effettuare questa prestazione ai propri pazienti nel rispetto delle norme di sicurezza garantite invece nei dipartimenti di prevenzione.